Ho scoperto che ci siamo dominati dentro da quando l'Italia aveva il primato delle mine antiuomo. Poi a un certo punto nel 2009 si è venuto a sapere e Finmeccanica ha cambiato nome. È diventato Leonardo, come Leonardo da Vinci, le armi da guerra di Vinci, che siamo nella top 10 di chi le produce nel mondo. L'Italia è nella top 10 dei produttori di armate ed armi e quindi creiamo noi la guerra intorno. Babbo Natale non esiste, siamo noi cattivi stelle e strisce e stelle solamente sul tavolo, tante strisce, politici e sfinisce. La dignità, l'umiltà, la viltà, le porga la chioma, ma come ma? Sata la sata zero, ra. Ti aliena qua. Ci hanno menato dentro, siamo una colonia americana. A tristezza, basinato in qualsiasi tana. A Napoli ce ne stanno una ogni 200 metri, una a Via Caracciolo, una a Pozzuoli, una a Agnano, una sul Monte Pomeo, dove sappiamo che c'è l'accesso al centro della terra, dove stanno gli arianni, che non sono quelli di Hitler, è un'altra storia, sono persone fatte di luce e io ve lo racconto da anni. Alla fine conduce solamente la consapevolezza che lo scatto non l'abbiamo fatto, perciò ci hanno rifiutato e si rendono conto che se continuiamo così veramente va male. Non vogliono che noi ci mettiamo a giocare col nucleare, ci sta una razza molto più evoluta di noi che vive nel centro della terra e te lo voglio raccontare qua, mentre noi siamo guerrafondai. L'Italia già anni fa con Finmeccanica aveva le mine antiuomo più precise della terra, quelle di alta qualità, un primato. Hanno fatto pure interviste, ma come sei bravo, hai visto quello il dito come gli è saltato bene? Peccato, l'ho detto, Finmeccanica, peccato. Ora è diventata Leonardo, perché amo da Leonardo da Vinci, che se lo avessi davanti a me, no, Leonardo da Vinci, altro che Nobel, altro che pagine di storia. Se avessi Leonardo davanti a me in questo momento, altro che un ceffone. Ci hanno menato dentro, non abbiamo capito niente. Pensavamo di aver capito tutto, ma in realtà era tutto un disegno. Siamo una colonia americana, la pezzetta del mondo, una piazzetta che in fondo brucia un forno, un crematorio aleatorio. Ti racconto di come siamo arrivati a tristezza, poi dopo avere il primato delle armi, il primato dei malanni, abbiamo emulato come i pupazzi americani, quando avevamo gente come Totò e De Sica. Ti vedi Rambo, ma se ti vedi due colonnelli capisci che la tua vita ti è cresciuta in faccia la fica e gocciola un po' per motivi che neanche io so. Ti sei inchinato a qualcuno che veramente ha emulato noi. Noi portammo la camorra in America, a Chicago. Questa storia è strana. Go, vai, ritira dal via 20.000, ma i soldi poi tanto li cambierai in qualcos'altro diverso. Loro si è perverso, per loro hanno cambiato i soldi in oro, le banconote, poi il castoro si è mangiato tutto il buono, la ricchezza di chi che sia, una bella brezza di energia, e poi vai sotto con la testa nella ferrovia, sul binario, codice binario straordinario, ci siamo venduti il cervello appresso al codice binario. E picchezze, le ricchezze di picchezze, sciocchezze, un microchip per le cervella adesso, per fare contento, perché Bill Gates alla fine non è altro che un secchione, che si immaginava che la migliore missione è far diventare tutti secchioni, con i microchip in testa, che gioca a Minecraft tutta la vita. Questo era il suo sogno, lui l'ha fatto a scopo buono, ma poi è stato sfruttato da gente che lavora con le armi, ha detto vabbè, ma il microchip a questo punto facciamolo come fosse una cosa medicinale, così tutto il mondo si potrà inchinare all'ordine del male, il nuovo ordine maligno, secolori. Queste pagine vedi che escono solamente colori scuri, chiari, non a noi. Noia, ci hai già annoiato con questa storia mille volte, però tutto è partito con la falsità, quando io ti imbroglio e dico il bene è buono, è cattivo, è malo, Malox, buona mano, buon umano.
sono altro che africani trapiantati là e anche europei, fra Cristoforo Colombo era italiano. E quindi sono europei che si sono travestiti là, trasferiti, perché gli indiani li hanno ammazzati tutti, gli indiani nativi d'America. Ti è sfuggito questo passaggio, che l'America siamo noi. E l'Italia, cioè il primato delle mine, b-boy, anti-uomo. Abbiamo fatto saltare le gambe ai bambini africani. E ancora siamo là da bravi cristiani e ci mangiamo l'ostia, un hashtag, perché non lo sai che l'ostia mo si vende? Sono 10 anni che è venduta in commercio, te la puoi comprare adesso, capito lo stesso? Ti pensi che è il colpo di Cristo? Ma Cristo non l'ha mai detto questo, lui parlava di pane, di vino, tutte altre cose. Sono state un po' cambiate, pericolose queste frasi, vengo censurato, chiusa la NATO, 5 basinato ogni 2 metri, fra. Tristezza con la pala, ti arrampichi tipo koala in Botswana, dove sta il carro armato, amato, fatto dall'Italia, d'amato, amato, un diamante armato, un carro armato. Lo devo ridire, che poi alla fine siamo i pupazzetti, siamo le brioscine, siamo i più pezzenti della terra, ci siamo inchinati a qualsiasi guerra. E vince i tedeschi e stiamo con i tedeschi, vincono gli americani e siamo con gli americani. Alla fine facciamo la fine dei cani che scodinzolano, in zona mo. Che ci sta in zona mo? È andata veramente male. È il tempo di levare la parrucca. A noi, fratellino tuo carnale, non è carnevale. Leva la maschera. Ma chi schiera tutte queste forze armate? Siamo noi amate dalla terra. L'Italia, che bello, Armani, hai le mani, hai i piedi, la scrittura, la letteratura, che fortuna, abbiamo avuto i poeti, Dante, tutte baggianate, spinte dall'America che c'è il controllo dell'informazione. In realtà gli artisti che abbiamo avuto noi l'ha avuta anche un'altra nazione, qualsiasi altra nazione, che c'è il primato delle persone, i migliori nascono solo in Italia, che fa Dio? Butta gli omini solamente là, quelli buoni, e quelli cattivi non li butta alle altre zone, Ti pensi che sei il migliore solo perché nasci in Italia? Non hai capito niente, una scemità, una scemità. E porta la chioma, chi? Io, ma non avevo capito, io, bravo. Sembri... Dai, per piacere, ok, buttiamolo nel braciere, facciamolo fu, mai un re, no, fu il mare che ci deve inondare. Non vedo l'ora che arriva un giudizio universale, col diluvio universale, per versare. Eppure se mi danno l'arca, no? Io mi lancio dall'arca a surfare. Non hai capito che affare? Ti immagini che onde di 70 metri fa me le devo cavalcare? Ma quale stare là sopra col cammello e il cane, fra? Mi metto a giocare, bravo. Ormai sono 8 minuti e mezzo. Che hai fatto uno scherzo? Gente che fa le live per cui io provo disprezzo, dove parlano di politica, destra, sinistra, una minestra già tinta, vista, rivista, già fritta. Che tristezza mai vista. Che dire di più? Le canzoni dei Pooh. L'Italia si desta, ma poi si trova a travesta, c'è travestito. Perché ti ho svestito, bimbo ignudo, solo della vita, non avevi capito. Parla allo specchio come Shining, il bambino col dito, stile inaudito, candidato, candito, come candito, come struffoli, ti spacca il dente a questi puffi qui, uscito i brufoli, ste truffens, mi hanno truffato, noi italiani siamo i cattivi e siamo inginocchiati a uno stato fatto di parrucchini, che è stato dimostrato che tutti i politici erano tossicodipendenti, uscivano scoop alle iene, che pure le iene sono messe là dallo Stato, e chi si è inginocchiato a tutti i servizi segreti, paramilitari, paranamericani, ma qua sono demoni irreali che vengono da tutti gli angoli della terra, ti fa autogol, sì, bella. The end, fra. Sour beat.